Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi lunedì 3 novembre. Si è svolta ieri domenica 2 novembre in occasione del giorno della commemorazione dei defunti la cerimonia della deposizione della corona di fiori al sacrario militare dei caduti nel cimitero di Bonamorone. A seguire celebrata la tradizionale Santa Messa officiata dall'arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano alla presenza delle più alte cariche istituzionali. Noi abbiamo seguito l'evento. Oggi al cimitero di Bonamorone il Sacrario dei Caduti in Guerra ha ospitato la solenne commemorazione religiosa dei defunti. Il Vescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, ha officiato la cerimonia religiosa che è stata partecipatissima da tanti fedeli e da tutte le autorità presenti. Il 2 novembre, tradizione radicata che bisogna conservare e preservare. C'era una frase che una volta si sentiva più spesso in questi giorni, chi ti portare morte. E questa frase così legata alla nostra tradizione ci ricorda questa comunione tra noi pellegrini sulla terra e con quei nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nella pienezza della vita. E quindi è un appuntamento in cui riprendere i ricordi, ma anche un appuntamento per ripensare la nostra fede nella risurrezione. Oggi è una giornata in cui la cittadinanza fa comunità, la comunità perché ricorda chi non è più questa vita terrena, ma nello stesso tempo si è celebrato un momento di unione, di condivisione, proprio al Sacrario dei Caduti, perché ricordiamo anche fra qualche giorno tutti i militari delle forze armate che sono caduti nell'adempimento del dovere, quindi tra questi annoveriamo tutte le forze di polizia e quindi questa è una giornata, come ho detto, in cui la comunità si stringe e fa veramente coesione nel territorio. Abbiamo celebrato oggi la messa al Sacrario in memoria proprio dei caduti della nostra guerra. Penso che sia una tappa fondamentale per la nostra amministrazione comunale, ma anche per tutta l'intera comunità della città di Agrigento. Si dà cura di intercedere presso Dio per le anime di tutti coloro che ci hanno preceduti nel segno della fede e si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e per tutti coloro di cui dall'inizio del mondo solo Dio ha conosciuto la fede, perché purificati da ogni macchia di peccato, entrati nella comunione della vita celeste, godano della visione della beatitudine eterna. E domani 4 novembre alle ore 10 presso il monumento ai caduti di Villa Bonfiglio ad Agrigento si celebrerà la giornata dell'unità nazionale delle forze armate alla presenza delle autorità civili, religiose e militari della provincia e delle rappresentanze delle forze armate e delle forze di polizia. I momenti solenni della cerimonia militare saranno impreziositi dagli interventi musicali della banda e del coro del liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento. Alle 11 in piazza Cavourri si procederà alla consegna di 10 onorificenze al merito della Repubblica Italiana, conferite da altrettanti cittadini che si sono particolarmente distinti. Per l'occasione la cerimonia di consegna dei prestigiosi riconoscimenti sarà arricchita dalle letture con il contributo degli studenti del Niccolò Gallo di Agrigento, di alcune testimonianze storiche curate dal locale Archivio di Stato, nonché dalle esibizioni musicali degli studenti del liceo classico e musicale Empedocle. Infine, nell'ambito delle iniziative promosse dalla Fondazione Agrigento Capitale della Cultura, alle ore 19 presso la chiesa di San Domenico attigua al Palazzo Municipale del capoluogo, il coro polifonico Santa Cecilia di Agrigento proporrà un'esibizione canora tratta dal proprio repertorio artistico. Controlli straordinari dei carabinieri durante il fine settimana, in particolare nella zona di Licata. Il servizio. I carabinieri della provincia di Agrigento, in occasione delle festività dello scorso fine settimana, hanno intensificato i servizi di prevenzione e controllo
del territorio con diverse pattuglie delle compagnie e stazioni dipendenti, unitamente alla sezione radiomobili. L'attività ha avuto luogo particolarmente nei centri con maggiore afflusso di persone, nei luoghi di aggregazione. Nel corso dei servizi svolti tra venerdì e domenica sono stati complessivamente identificate e controllate alcune centinaia di persone, decine di esercizi pubblici, attività commerciali varie, nonché elevate varie sanzioni per violazione al codice della strada, tra cui l'eccesso di velocità, mancata revisione e infrazioni varie. Nel corso del servizio a Licata i militari hanno sorpreso una persona in possesso di un coltello a serramanico sottoposto a sequestro. In un altro episodio una pattuglia è intervenuta a seguito della presenza di un gruppo di giovani con il volto travisato da passamontagne armati da mazze di baseball, sorpresi mentre tentavano di danneggiare dei veicoli parcheggiati e la vetrina di un esercizio commerciale. I carabinieri li hanno immediatamente bloccati, sequestrando le mazze utilizzate e deferendo i responsabili all'autorità giudiziaria. E sempre a Licata è stato altresì controllato un venditore ambulante che esponeva per la vendita ortaggi privi di idonea documentazione della sua tracciabilità. La merce, pari a complessivi 216 kg di prodotto, è stata sequestrata e successivamente avviata allo smaltimento tramite l'autocompattatore. Poco meno di 500 giocattoli ritenuti non conformi e 40 marsupi riportanti i loghi di note griffe, quindi contraffatti, sono stati sequestrati in un negozio gestito dai cinesi a Canicattì. All'interno delle attività commerciali, al momento del blitz, è stato trovato anche un lavoratore in nero. Ad effettuare il controllo sono stati i militari della Guardia di Finanza. Il commerciante è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per contraffazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Per la presenza del lavoratore in nero è stata elevata una multa di circa 4.500 euro. La Confraternita della Misericordia di Favara ha avviato una campagna di solidarietà in favore dei 3 figli di Marianna Bello, la giovane concittadina recentemente scomparsa. L'iniziativa nasce in collaborazione con il gruppo Agrigento non si arrende e mira a offrire un concreto sostegno economico alla famiglia duramente colpita dalla tragedia. L'obiettivo è quello di fornire un aiuto immediato ai bambini, contribuendo ad alleviare, almeno in parte, le difficoltà che stanno affrontando. La raccolta fondi, promossa dal presidente del gruppo Agrigento non si arrende, il dottor Leonardo Russo, e dal governatore della Misericordia di Favara, Giuseppe Castronovo, sarà attiva fino al prossimo 30 novembre. Una riforma della giustizia che tuteli i colletti bianchi e non i cittadini, questo quanto affermato in una nota dal segretario generale della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi, il nostro servizio. La riforma della giustizia che il governo sta portando avanti, afferma il segretario generale della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi, sembra servire solo a garantire l'impunità ai colletti bianchi, non a rendere più giusto e rapido il sistema per i cittadini. È emblematico, continua il segretario Buscemi, il caso del titolare di un'attività commerciale di Agrigento, ultimo soltanto in ordine di tempo, condannato in primo grado per molestie nei confronti di una commessa che aveva denunciato i fatti nel lontano 2014. Oggi, dopo anni di attesa e di rinvii, il reato si è estinto per prescrizione, lasciando impunito l'autore e senza giustizia la vittima. Questo episodio, ha sottolineato Buscemi, dimostra che la vera emergenza non è cambiare l'assetto dei magistrati o ridurre il potere dei pubblici ministeri, ma rendere i processi più rapidi ed efficaci, perché chi commette un reato non possa farla franca grazie ai tempi infiniti della giustizia. La CGIL di Agrigento evidenzia come il governo nazionale dovrebbe investire davvero nella giustizia, non tentare di limitarla, puntando invece su assunzione di personale, digitalizzazione dei tribunali, incremento dell'organico dei giudici e dei cancellieri, per ridurre le lungaggini del processo. È questa la riforma che serve ai cittadini. Vogliono, ribadisce Buscemi, una giustizia efficiente che risponda in tempi ragionevoli, restituendo fiducia e sicurezza. La consigliera comunale di Agrigento, Alessia Bongiovi, invia una proposta al sindaco dottor Miccichè e all'amministrazione comunale ai fini dell'apertura di uno sportello AECA in centro città.
La consigliera Bongiovia afferma: sono in tanti gli utenti, soprattutto in età avanzata, che mi fanno presente la propria difficoltà nel raggiungere gli uffici AICA di Agrigento, ubicati lungo la ex strada statale 189 della Valle del Platani, un sito tra l'altro privo di collegamento della linea urbana della Tua, ove il capolinea del bus per la zona di riferimento è l'ospedale San Giovanni di Dio. Una problematica che necessita una risoluzione per il bene di tantissimi utenti e consumatori e cittadini, con l'apertura di uno sportello in centro come già era in uso nella precedente gestione AICA, con l'aggiunta da parte della Tua di un'apposita fermata. Per tale motivo, conclude Alessia Bongiovanni, invito l'amministrazione comunale a poter attivarsi con urgenza per soddisfare le esigenze dei tanti cittadini che da tempo mi manifestano la problematica. Il mare ha aggredito nuovamente la pista ciclabile del Viale delle Dune a San Leone, che ora rischia per l'ennesima volta di crollare. Questa è la denuncia dell'associazione ambientalista Mare Amico, il servizio. Il mare ha aggredito nuovamente la pista ciclabile del Viale delle Dune a San Leone, che ora rischia per l'ennesima volta di crollare. Purtroppo, afferma Mare Amico, dobbiamo constatare che l'erosione costiera si è fatta sentire pesantemente, ancor prima che arrivi l'inverno. L'associazione ambientalista Agrigentino, per mezzo del suo rappresentante Claudio Lombardo, si augura che venga immediatamente messo in campo il progetto di difesa delle coste agrigentine, promesso dalla Regione, dal Comune e dal Genio Civile. Il finanziamento, ricordiamo che fu annunciato dall'assessore al territorio e ambiente Giussi Savarino lo scorso 2 ottobre nell'ambito dei 21 progetti proposti dal governo Schifani per la messa in sicurezza del nostro territorio, sostenuti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nella nostra provincia, ammessi proprio la strada del Viale delle Dune, dove in passato sono stati effettuati lavori di sommergenza, ma che richiedeva un intervento più massiccio. Tra gli interventi previsti anche quello della zona della Playa di Licata, e proprio Mare Amico ci segnala in questo momento altre criticità. In queste ore la via Ragazzi del 99, come vediamo dal video, per colpa di un'ostruzione della condotta fognaia, migliaia di litri di acqua nere stanno invadendo il boschetto, finendo nel sottostante vallone e giungono in mare attraverso il fiume Akragas. Il raddoppio e la messa in sicurezza di questi 38 km da Bicocca a Catena Nuova lungo la tratta ferroviaria Palermo-Catania-Messina sono il segno di un cambiamento in atto e fanno parte di quel grande piano di ristrutturazione delle nostre infrastrutture della regione siciliana. Questo quanto affermato da Renato Schifani, presidente della regione siciliana. Sentiamo l'intervista al governatore della regione Schifani. Una giornata importantissima, fa parte di quel piano di ristrutturazione delle nostre infrastrutture, è una tappa che segna un punto concreto della alta media velocità sulle linee ferroviarie della nostra regione. Sulla Palermo-Catania abbiamo puntato, 2 mesi or sono si è inaugurato il primo cantiere alla presenza del Ministro Salvini, adesso è un'opera fatta in parte, si continua su questo progetto. La Sicilia sta vivendo un momento magico in questa legislatura, grazie all'impegno del Governo nazionale, del Ministro Salvini, del Premier Meloni e del nostro Governo che sta facendo da controcanto a quello che è l'impegno finanziario dell'esecutivo centrale. Siamo qui per collaborare, la politica del fare credo che sia utile ai cittadini e serve a tutti i nostri amici corregionali per credere sempre di più nella possibilità di ulteriore crescita della Sicilia, non cambiamento. Io lavoro per migliorarla, non per cambiarla, perché sono orgoglioso della mia sicilianità, orgoglioso del mio popolo, orgoglioso di quello che stiamo facendo, tutti assieme. Il governo regionale rilancia il progetto di riqualificazione delle terme di Sciacca con la pubblicazione di un nuovo avviso esplorativo che recepisce le più recenti innovazioni normative e le indicazioni emerse dal confronto con gli operatori del settore,
Dopo la prima fase, che si è conclusa a settembre di quest'anno, la Giunta nella seduta di ieri ha approvato la base giuridica del bando, che sarà pubblicato nei prossimi giorni. È previsto un investimento di 50 milioni di euro attraverso un'operazione di partenariato pubblico-privato strutturata con lo strumento della finanza di progetto, che include concessione, progettazione, esecuzione dei lavori e gestione del complesso termale. Le proposte dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica Tuttogare entro il 27 febbraio del prossimo anno. E si è svolto sabato scorso il torneo di burraco nell'ambito del progetto Insieme per la solidarietà in amicizia, condivisione e rispetto per il passato. L'evento ha avuto luogo presso il Grand Hotel Mosè, è stato fortemente voluto dalla Presidente dell'Inner Club di Agrigento Patrizia Vitellaro Di Giovanni, riscuotendo un'ampia partecipazione. L'Inner Club di Agrigento, nell'ambito del progetto Sorriso, ha organizzato questo torneo di burraco in amicizia, condivisione sociale e ricreativa per solidarietà e beneficenza, e soprattutto nel rispetto di coloro che sono i più bisognosi, rispondendo a quelle che sono le esigenze del territorio. Noi abbiamo chiesto in punta di piedi alla società civile e anche al Club Rotary di Agrigento, al Club di Aragona, che ringraziamo, e al Club Inner Will, che ringraziamo nella persona della Presidente qui presente, e ringraziamo anche il Presidente del Rotary Club di Licata, che è pure presente. La società civile è stata eccezionale, ogni presenza vale il doppio e il triplo, soprattutto nella serata di oggi particolare, e siamo veramente grati, e dal ricavato noi riusciremo a soddisfare determinate esigenze in base alle richieste che ci giungono anche da coloro che sono qui presenti questa sera. Nella sede della Fondazione Leonardo Sciascia a Racalmuto, un convegno medico dedicato al profondo legame umano-intellettuale tra Tobino e Sciascia. Le interviste. Qual era il rapporto tra Sciascia e Tobino? Entrambi scrittori, ma Tobino a sua volta noto medico. La cosa in comune, ed è per questo che noi oggi siamo qua, felici di aver organizzato questi 2 giorni con Totò Nocerabracco, medico artista, perché che cosa avevano in comune? Tutte e 2 mettono al centro la persona umana. Ecco, il letterato e il medico scrittore al centro la persona, l'umanità, ed è questa la nostra mission. Oggi pomeriggio iniziano i lavori di questi 2 giorni che riguardano questo importante convegno che è organizzato dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Agrigento e che cerca di mettere al centro di tutta la nostra attenzione quella che è la cura della persona.
Ecco, parleremo di tutti i vari aspetti che riguardano la salute in tutte le sue manifestazioni fisiche e psichiche, e riguardano quindi la sofferenza in quanto espressione di una condizione di disagio, di malessere. In questo può tanto la medicina non tanto e solo come scienza che studia, ma principalmente come arte che applica. L'ars medica è la condizione attraverso la quale ogni medico può far sì che quelle che sono le competenze scientifiche possano arrivare alla persona paziente in una dimensione esclusivamente personalizzata, unica, perché l'obiettivo primario di quello che è il nostro mission, la nostra arte medica, è la salute del paziente. E quindi solo attraverso questa attenzione per l'unicità di quello che è il valore estremo, più importante che noi abbiamo, che è la salute dei nostri pazienti, possiamo raggiungere questo obiettivo. Oggi si unisce la medicina alla scrittura. È una cosa naturalissima secondo me, perché la medicina nasce con la cultura, anzi diciamo così che il primo atto medico è quello che ha permesso alle persone di essere consapevoli del loro essere uomini, e medicina e cultura sono intrinseche, perché la cultura di ogni luogo, di ogni popolo, di ogni appartenenza è esattamente messa insieme da quella che noi chiamiamo antropologia culturale, che è, pensate, una disciplina fondata proprio da medici, e quindi oggi siamo felici di mettere insieme Sciascia del nostro territorio e Tobino, e di far sì che collaborino tra di loro insieme all'Associazione Medici Scrittori Italiani, la Fondazione Sciascia da una parte e l'Ordine dei Medici dall'altra, perché insieme si occupano di persone in un modo molto completo e variegato. Passiamo ora allo sport, sesta vittoria consecutiva dell'Akragas che vince contro l'Atletico Megara. La squadra attualmente è in vetta alla classifica, ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Sesta vittoria di fila per l'Akragas di Sebi Catania, espugnando l'imbattuto rettangolo di gioco dell'Atletico Megara, mantiene la vetta. Una gara iniziata sotto i buoni auspici per il team biancazzurro, che al sesto si ritrovava in vantaggio per la marcatura di Ten Lopez, ma prontamente annullata dall'arbitro per sospetto fuorigioco di Marchica. Episodio di annullamento che si ripete per fallo in attacco dallo stesso Lopez al 22esimo e sempre vanificato dal direttore di gara. Al 70esimo un'azione di contropiede dei locali con Mongelli per poco non beffava la retroguardia cregantina, sino ad allora molto attenta e precisa. In ogni caso una Akragas che lotta, cerca insistentemente la rete della vittoria che trova al 78esimo. Questa è l'azione determinante, punizione di Jama, tocco di Fragapane al limite dell'area avversaria, e quindi tocco finale di Tripoli che beffa il portiere di casa Tasero. I locali incassano il colpo e reagiscono con forza, infatti la gara si riaccende e l'Akragas è costretta a lottare a denti stretti per contenere gli attacchi dell'Atletico Megara, che comunque non riesce a impensierire l'attento guardiapali Manna. Finisce tra il tripudio dei tifosi biancazzurri a seguito della squadra. Adesso l'Akragas dovrà sostenere 2 gare in appena 7 giorni. Mercoledì prossimo 5 novembre sarà impegnata in Coppa Italia contro la Margheritese, mentre domenica 9 novembre sarà sfida esterna con il Frincitini. La gara di Coppa Italia con la Margheritese si giocherà a Raffadale a porte chiuse per l'inabilità dello stadio. Per le prossime gare di campionato casalingo dunque si prospettano gare in campo neutro per l'inagibilità dell'Esseneto. Akragas e Priolo dunque continuano la lotta al vertice ed aumentano il distacco dalle dirette inseguitrici che adesso si ritrovano a 5 punti di distanza. Ad inseguire le 2 battistrade è rimasto il solo Santa Croce Camerina a 13 punti, mentre a quota 10 ci stanno 4 squadre: Pro Ragusa, Atletico Megara, Canicattini e Scordia. Il campionato ha preso una piega ben definita e le sorti della promozione in eccellenza sembra essere ristretto tra Akragas e Priolo, che ricordiamo si affronteranno il prossimo 21 dicembre. Ed ora spazio alle interviste di fine gara. Ponzo, abbiamo detto tante volte, questi sono campi difficili, oggi ne abbiamo avuto la prova. Ma tutti i campi sono difficili perché comunque sia le squadre che ci incontrano
danno quel qualcosina in più. A me sinceramente parlare del terreno, di robe del genere non mi interessa, perché comunque sia tutti i campi possono essere un vantaggio e uno svantaggio, tutto dipende da noi, di come approcci la partita, della voglia, della fame che metti per cercare di portare a casa il risultato, e oggi penso che la prestazione parla da sola. Ci avete creduto nonostante le difficoltà, nonostante appunto, come detto, la partita difficile, il gol è arrivato alla fine, ma era importante portare a casa i 3 punti. Sì, diciamo che al primo tempo abbiamo fatto una buona mezz'ora con anche un buon calcio, poi c'è stato un attimo un po' di magari allungamento di squadre e si è giocato un po' meno. Poi al secondo tempo penso che siamo stati bravi e fortunati, però abbiamo rischiato veramente solo e soltanto una volta in tutta la partita e ci abbiamo creduto fino alla fine, infatti abbiamo fatto gol quasi alla fine della partita. Tripoli c'è, segna sempre. Ma Tripoli c'è, Lopez c'è, Gambino c'è, oggi poteva fare gol anche Nobile. I ragazzi si impegnano, danno veramente l'anima in campo. Noi siamo contenti che segna Tripoli, segnano gli attaccanti, l'importante è vincere, l'importante è arrivare all'obiettivo. Mister, ti chiedo di analizzare questa partita al di là del risultato. Ma sapevamo le insidie che aveva questa gara. È stata una partita combattuta, credo che noi abbiamo tenuto sempre il pallino del gioco, abbiamo rischiato una volta in maniera importante dove potevamo prendere gol, però è anche vero che poi comunque la partita l'abbiamo fatta noi e credo che poi alla fine sia un risultato meritato, perché anche dopo l'1-0 abbiamo avuto altre 2 o 3 occasioni importanti per raddoppiare, ma va bene così, sapevamo le difficoltà, continuiamo il nostro percorso. C'è stato un momento in cui hai pensato stavolta ci accontentiamo del pareggio? Ma, non ci possiamo mai accontentare a partita in corso, è chiaro che poi alla fine accettiamo quello che è il verdetto del campo, però è normale che in una partita insidiosa fuori casa, in un campo difficile, poteva pure capitare. Siamo stati bravi a non mollare mai, a tenere duro, a giocare tutte. Abbiamo vinto una partita sporca, che è quella che una squadra che deve lottare per vincere il campionato deve saper fare. Qui hai respirato aria di casa, tante le manifestazioni d'affetto nei tuoi confronti. Ma sai, queste sono le cose più belle del calcio, perché alla fine io qui ho fatto 2 anni meravigliosi, con l'allenatore del Megara, abbiamo condiviso con lo staff tecnico tutti i miei compagni di squadra, per cui sì, mi sono sentito a casa, però sono contentissimo perché questi 3 punti sono fondamentali per il nostro cammino. Possiamo dire dopo 6 giornate che si comincia a delineare, al di là della classifica, anche uno stile Acragas che tu pretendi da tutti? Ma deve essere così, qua non ci sono titolari, non ci sono riserve, non ci sono panchinari, qua c'è un gruppo che sta lavorando tutti i giorni, si devono fare trovare pronti e devono dare sempre il massimo. Abbiamo un cammino importante da fare, non possiamo mollare mai un centimetro. Anche nel comportamento? Soprattutto nel comportamento. Finisce con un pareggio per 1-1 la partita tra Castrum Favara e il Vico Lamezia. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato. Su una palla inattiva a 7 minuti dalla fine, la Castrum Favara getta alle ortiche una vittoria contro la forte Vigor Lamezia che ormai sembrava cosa fatta. Dopo un primo tempo di studio con 2 squadre speculari e con una sola grande occasione da gol per i padroni di casa con un gran tiro di Tripicchio, la ripresa è stata ricca di emozioni. Dopo 3 minuti giallo-blu in gol con lo stesso Tripicchio che di testa manda il pallone e portiere oltre la linea per pochi centimetri sugli sviluppi di un calcio d'angolo confezionato da Schembari e Vaccaro. Forti le proteste degli ospiti nei confronti dell'assistente di linea che era sotto la gradinata, la veneziana Luisa Turchetto, e che ha visto entrare in porta il pallone. Storditi dal gol i calabri sono usciti da radar della gara anche per i meriti degli uomini di Terranova che hanno in diverse occasioni sprecato il raddoppio. Il calcio ha le sue leggi, quando sprechi il momento favorevole poi la paghi e a 7 minuti dalla fine Enrico di testa beffa Lauritano in uscita.
Alla fine, sotto la curva nord, non sono mancati gli applausi per i gialloblu, per l'impegno messo in campo, ma anche per la grande valenza del Vigor Lamezia, anche se per l'ennesima volta resta l'amaro in bocca per i tanti punti sprecati negli ultimi minuti. Ma sentiamo le interviste in sala stampa con i due mister e con l'autore della rete di Favara. Mister Terranova, vorrei partire dagli ultimi 10 minuti, ancora una volta fatali. Sì, gli ultimi 10 minuti ancora fatali, però credo che quello di oggi fa parte della casistica, nel senso che abbiamo preso un gol su palla inattiva, quindi non su azione, e quindi valuteremo anche questo in settimana. Però a prescindere dal gol del pareggio, ho visto una squadra che nel primo tempo giocato una partita bloccata, anche perché gli avversari ti hanno concesso poco, erano molto aggressivi. Tu prepari le partite della settimana, però ci sono anche loro dentro al campo, e quindi il secondo tempo siamo stati più coraggiosi, abbiamo velocizzato la manovra, siamo stati più pericolosi, abbiamo trovato il gol dell'1-0 e poi potevamo anche chiuderla, forse un pizzico con un pizzico di egoismo in meno avremmo potuto chiudere la gara prima sul 2-0, però è giusto, è una squadra giovane, una squadra che deve crescere, è un peccato, siamo rammaricati perché a mio parere meritavamo i 3 punti, però adesso cominciamo a pensare alla prossima gara, un derby importante contro una diretta avversaria. Oggi giocavamo con un avversario difficile, fortunatamente la carta nel calcio conta poco, perché se avessimo dovuto guardare le formazioni prima della gara, chiaramente per Favara ci sarebbero state poche possibilità, però nel calcio è bello per questo, la carta conta poco, conta altro. Ho detto alla squadra prima di iniziare la partita che bisogna nella vita, per ottenere le cose bisogna lavorare, bisogna sacrificarsi, bisogna volere quello che l'obiettivo che si ha. Quindi siamo rammaricati, però è chiaro che già dobbiamo pensare alla prossima. Questo schema iniziale della squadra in campo la soddisfa? In un primo tempo a noi in tribuna un pochettino, insomma. In una gara ci sono più gare, nel senso che nella stessa gara ci sono più gare, ci sono gli avversari, l'ho detto prima. L'avversario che avevamo oggi non era un avversario di poco conto, era un avversario che aveva delle individualità importanti, un avversario che ha cambiato allenatore da poco come il Favara, ed è chiaro che, ripeto, in settimana si lavora per realizzare alcuni sviluppi, e poi ci sono gli avversari che ti possono o non ti possono far realizzare quello che prepari in settimana. Quindi io, a prescindere dal modulo, dal sistema di gioco, abbiamo messo un centrocampista in più per avere più copertura in mezzo al campo, abbiamo tolto un 3-4, però è chiaro che stiamo lavorando per modificare qualcosa. Mister Mangini, Favara un terreno sicuramente ostico, abbiamo visto un incontro che, se vogliamo partire dall'inizio, proprio col pareggio, dovrebbe accontentare entrambi? Sì, ha detto bene, un terreno ostico, una squadra molto combattiva, soprattutto in casa. Primo tempo ben giocato anche da noi, poi l'episodio del gol ha un po' cambiato l'equilibrio in campo. Un episodio da rivedere, a mio avviso, perché tutti i ragazzi dicono che la palla non è mai entrata, però resta il senno di poi. L'importante è aver avuto una reazione non immediata, perché ci sono stati 5-10 minuti di sbandamento un pochettino, anche per trovare la quadra, in quanto qualche infortunio, qualche ragazzo poi per l'altro under ha accusato qualche problemino, oltre al problemino che abbiamo avuto dopo un quarto d'ora con Embalo nel primo tempo, quindi andare a rimettere un pochettino in equilibrio la squadra. Siamo passati con un centrocampo a 3. Tripicchio, un primo tempo sicuramente un po' deficitario, poi una ripresa che vi ha visti sicuramente più veloci, più posizionati in campo, e arriva il tuo gol. Sì, sapevamo che era una partita tosta, l'avevamo preparata durante l'allenamento. Sì, il primo tempo è stato un po'
noi e loro, però poi il secondo tempo durante lo spogliatoio abbiamo cercato di sistemare e ci siamo compattati. Il tuo gol ha dato anche vitalità alla squadra. Sì, sono contento che ho fatto gol, però abbiamo avuto altre occasioni, dobbiamo sfruttare meglio e poi si sa, il calcio se non fai gol, non chiudi le partite, poi il gol lo prendi. Vediamo ora i risultati dei campionati di calcio di promozione, Serie A, Serie D, Girone I, Eccellenza, Girone A. Sempre il collega Carmelo Lentini. È stata una giornata positiva per 3 compagini agrigentine su 4 partecipanti al campionato di promozione Girone A. Infatti Aragona, Margheritese e Gemini hanno vinto in trasferta, mentre il solo Casteltermine, pur giocando tra le mura amiche, ha ceduto di misura con il Fulgatore per 1-2. L'Aragona brinda al successo esterno per 2-3 grazie alle marcature dell'inossidabile Genova, autore di una doppietta, e Zammito. Risponde bene anche il Gemini, che passa sul rettangolo di gioco del Salemi. Entrambe, grazie a questi 3 punti, mantengono la vetta della classifica con 17. Si fa avanti anche la Margheritese, che passa 0-1 sull'insidioso e difficile campo del Città di Marineo. Invece il Casteltermine incappa in una nuova sconfitta interna che pregiudica la classifica generale. Il prossimo turno l'Aragona affronta l'Ostico Salemi, mentre il Gemini e il Margheritese avranno vita più facile, almeno sulla carta, ritrovandosi in campo contro Camporeale e Aspra. Problematica e difficile invece la trasferta per il Casteltermine sul terreno del Valderice. Cambiamo categoria, in Serie D Girone I un incredibile IGA Virtus vince a domicilio della Regina e rafforza la leadership della classifica. Il Castrum Favara non riesce a mantenere il vantaggio con Tripicchio e viene raggiunto nel finale dalla rete della Vigor Lamezia segnata da Enrico. La Nissa si aggiudica invece il derby con il Messina con un gol di Terranova, mentre l'Enna batte la Cireale. Sconfitta ancora la San Cataldese a San Biase, mentre il Paternò supera 3-2 l'Atletic Palermo. Il prossimo turno sarà derby San Cataldese Castrum Favara, mentre la Nissa sarà vicina a Palermo contro l'Atletic. Tutta da seguire la gara a Cireale Regina, le 2 deluse di questo inizio del campionato di Serie D. E concludiamo con il campionato di eccellenza Girone A. Bella vittoria esterna e Licata, che supera in trasferta il Città di San Vito Lo Capo e mantiene la vetta della classifica. Vince di misura l'Unitas sciacca per 2-1 con la Folgore, mentre il Camart rimedia una sconfitta con il più classico di risultati sul campo del San Giorgio Piana. E si ferma il campionato di Serie A Silver di pallamano maschile. Pallamano Girgenti tornerà in campo sabato 8 novembre in casa contro il Teramo. Sentiamo il coach Lillo Gelo ai microfoni di Davide Sardo. Coach Lillo Gelo, dopo 2 sconfitte consecutive in campionato, l'8 novembre la sfida casalinga contro Teramo per terza giornata di andata. Sarà sicuramente una Girgenti rinnovata anche nell'organico. Ma sicuramente ci stiamo muovendo per poter tipo rinnovare un pochettino la rosa. L'infortunio di Luigi Mandisi ci ha penalizzato tantissimo e ci ha scombussolato tutti i piani che ci avevamo fatto su come organizzare la squadra. Quindi il suo infortunio, che in cui starà 6 mesi fuori, ci fa correre ai ripari per poter riprendere il campionato nella giusta maniera. L'8 novembre in casa contro Teramo sarà l'ora del riscatto? Sicuramente sarà una partita importante che bisogna vincere. È una partita in cui giochiamo con una squadra che ha 0 punti come noi e quindi la vittoria che deve essere giocata la partita per vincere a tutti i costi. Cosa ha detto finora questo campionato? Ha detto che ad oggi abbiamo
delle squadre che lottano per le prime posizioni. La grossa sorpresa è stata il CUS Palermo, che veramente ha battuto il Romagna, che è accreditato come una squadra per vincere il campionato. Il Camerano si è confermata squadra che è retrocessa dalla Serie A Gold e quindi a punteggio pieno, e poi ci sono delle squadre che in questo momento stanno soffrendo, ma io sono sicuro che non sarà così. Sia il Sannio, Teramo e noi sono certo che ci riprenderemo da questo momento iniziale non positivo. Quanto brucia la sconfitta sul campo del Fasano? Brucia un po' tanto, perché negli ultimi 10 minuti eravamo riusciti a riprendere una partita che eravamo sotto di 5 gol, 4 gol, e siamo riusciti ad arrivare anche a -1. Solo che alla fine negli ultimi 2-3 minuti non abbiamo avuto la freddezza, come posso dire, per poter gestire al meglio la partita. Sicuramente sarà dovuto anche alla stanchezza, i cambi erano pochi perché mancava anche Vincenzo Pace che non è riuscito a venire alla partita, quindi ci è mancato qualcheduno che potesse dare un po' il respiro ai tre terzini. Sei ottimista, fiducioso per il futuro? Ma sicuramente sì, stiamo lavorando per questo, i ragazzi si allenano e si impegnano sempre al 100% e stiamo cercando di mettere qualche tassello per essere un pochettino più competitivi. Dopo l'infortunio sono ripetitivo, ma dopo l'infortunio di Mantisi che ci sta penalizzando tantissimo. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 il digitale terrestre, per chi ha le smart TV in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.